Dopo 5 sconfitte consecutive il Città di Galati rialza la testa e lo fa nel momento più difficile sul campo del Monforte San Giorgio. Una prestazione di carattere quella dei ragazzi di Peppe Laurà che espugnano il comunale di Monforte Marina infliggendo ai padroni di casa la seconda sconfitta di fila e riaccendendo la corsa salvezza. I locali partono con coraggio, Bartuccio ci prova subito ma il suo destro non impensierisce Graziano. Diverso invece l'esito dall'altra parte quando al minuto 12 Basilio Campisi illumina la corsa di Davide Vicario che brucia la difesa, salta il portiere e deposita in rete lo 0-1 mettendo in discesa la gara per i suoi. La reazione del Monforte è immediata, Bartuccio inventa, Di Natale si avventa ma manda alto, poi ancora i due costringono Graziano alla parata in due tempi, ma al 35esimo gli ospiti colpiscono di nuovo, Serna fa da sponda, Eric Campisi controlla in aria e spara un destro potentissimo sotto l'incrocio e 2-0 Città di Galati. Nella ripresa i locali ci credono, Pietrangelo prova da fuori, Graziano respinge, ma al 53esimo arriva il gol che riaccende le speranze grazie a Venuti che servito dal solito Bartuccio controlla e con freddezza insacca l'1-2. La gioia però dura appena 4 minuti, infatti al 57esimo Conti trova il varco giusto e con un destro preciso batte Agnello per l'1-3 che taglia le gambe al Monforte. In pieno recupero c'è spazio anche per il poker con Mondello che calcia da dentro l'area, una deviazione beffa il portiere e chiude i conti sul 4-1. Finisce così un successo pesantissimo per il Città di Galati che spezza la lunga serie negativa, lascia l'ultimo posto in classifica e sale a quota 4 punti. La formazione di Peppe Laurà si porta ora a soli 3 lunghezze proprio dal Monforte che invece resta fermo a 7.